Enki Brown F o Evita Tunes. Poi naturalmente una corsa sui 2000 metri, questo potrà forse incidere un pochino, però penso che il favorito debba essere Enjoy B, insomma, per il fatto che dovrebbe sfilare. Vanno e quindi vi lascio. Terza corsa dall'Arcoveggio, dai 4 ai 3 anni, doppio chilometro. Enorme Nap, Evita Tunes, Enki Brown F, Ego di Fata, Enjoy B, Eroica BF in prima fila, Stelle Matto, Emily SSG ed Einstein Grad in seconda. Favori per Enjoy B, quota crollata. Nel finale manca poco allo stacco, vediamo la partenza con la velocità di Enki Brown F che va a condurre, mentre c'è l'errore numero di 2 Evita Tunes squalificato. In seconda posizione ci va Eroica BF, mentre più indietro vediamo Enorme Nap. In terza posizione viene via Einstein Grad dopo 400 metri di gara, dopo 200 metri di gara. Einstein Grad si porta numero 1 Enorme Nap squalificato all'attacco per passare a condurre su Enki Brown, mentre ha sbagliato Enorme Nap e all'esterno ora avanza Enjoy B. Enjoy B gradualmente cerca di rifare il gruppo, ma davanti c'è Einstein Grad che va a completare i primi 600 metri di gara in 45,2. Numero 7 Stelmatto squalificato. Squalifica anche per Stelmatto, rimangono praticamente in 4 all'avanguardia, con Einstein Grad che percorre il primo mezzo miglio nell'ordine del 1 minuto secco, 29,7 il secondo quarto dopo un 33 d'approccio. All'esterno si fa luce ora Enjoy B, lungo la corda Enki Brown F, precede Eroica BF. Chilometro 1:15,1. Avvia ora sul ritmo il leader, sempre all'esterno ora numero Enjoy 4 B lo avvicina. Ego di Fata squalificato. Qualifica intanto anche per Ego di Fata, e soltanto Enki Brown F per il momento riesce a seguire il ritmo dei primi due, con Enjoy che all'attacco di Einstein Grad che non si lascia però coprire. 600 alla conclusione con un 14,8 ancora di parziale, sarà sotto anche Enki Brown F, gli altri staccati. 500 al palo con situazione tattica invariata, guida Einstein Grad, Enjoy B generosamente al suo esterno, lungo la corda prova a non perdere le loro tracce Enki Brown F, più indietro nettamente gli altri. Il duello che si rinnova sulla curva finale con Enjoy che non riesce a coprire interamente l'avversario, ma è comunque sempre lì in agguato. Retta d'arrivo, Einstein Grad l'affronta in vantaggio, Enjoy B però non si perde d'animo e anzi attacca nuovamente. Enjoy B lo raggiunge, ma è all'interno. È Enki Brown F che ha ragione nel finale dei due litiganti, e quindi è VP dell'Annunziata che riesce a passare in open stretch piegando Einstein Grad ed Enjoy B che finiscono praticamente in linea. Vedete, Enjoy B deve essere poi, Antonio Di Nardo deve accontentarsi perché il cavallo non è preciso e sul palo i due sono praticamente sulla stessa linea. Ci sarà foto per il secondo posto, la vittoria invece non sfugge ad Enki Brown F per conto di Walter Zanetti che corre molto bene al seguito dei primi due, per conto del signor Gianni Marotto, VP dell'Annunziata a segno dunque, con Enki Brown F che conferma il buon periodo di forma e